Successi in volata e affermazioni da finisher, ma la classifica generale non si muove. Cresce comunque il sapore agonistico e con esso si alza l'asticella delle emozioni nel Giro Sardegna 2025. La corsa giunge al suo giro di boa e chi vuole provare a vincerla è costretto a gestire energie fisiche e mentali. Nel giorno del circuito, novità assoluta nella storia della Kermesse ideata da Tonino Scarpitti, non sono mancate sorprese. Nel medio giro, sul tracciato di 74 km ricavato su 3 giri complessivi all'interno e all'esterno delle borgate di San Lorenzo e Talavà, la sfida è stata frizzante e ricca di colpi di scena sin dalle sue battute iniziali. Attacchi ripetuti da parte di diversi corridori, nessuno di questi però capace di dare la sterzata decisiva. Al termine del primo giro, comunque, Paolo Ruggero e il francese Jordan Decker provano a fare la voce grossa. Soprattutto il portacolori della Cycling Team 06 pare più deciso, provando ad allungare ancora di più sulla seconda salita del circuito. Corrado Boschini, Scholz e Decker però non mollano e partono all'inseguimento. La maglia rosa della corsa invece, Luca Boschini, è indietro nel terzo folto gruppo che accusa un ritardo di circa 2 minuti. Tutto si decide così nei chilometri finali dell'ultimo giro. Per decretare un vincitore occorre però un colpo di reni finale. Tutti si attendono una volata, alla fine invece il francese Karim Gabrilarge ad avere costanza di wattaggio e chiudere con una prodigiosa progressione da finisher la gara 2 secondi prima di Alberto Baesso e del connazionale della Terra Team Jordan Decker. L'etappa era molto positiva, l'organizzazione di tutta la squadra era molto buona. Gregory è il leader e noi la squadra abbiamo lavorato per il leader Gregory, che lui può essere il leader. L'obiettivo non è da vincere non era da vincere la tappa oggi, ma da vincere tutto il Giro Sardegna, e questo è l'obiettivo della squadra. Tutti hanno squadra, oggi era la tappa dei gregari, Baesso è lì che sgomita e prova a stare al passo. Io ci provo, sono da solo contro tutti, però è anche questo il bello, che magari nessuno mi calcola e quindi io ci provo a sgomitare. Infatti oggi è stata l'occasione che appena ho visto un'occasione sono partito, nessuno mi ha guardato, però poi un po' alla volta ho recuperato i fuggitivi e purtroppo Karim mi ha disintegrato in volata. Adesso il tema è capire il recupero di su questi 6 giorni, perché tutti si aiutano. La tua strategia con 3 minuti di ritardo e passa quale può essere? Attendere, ogni mattina vediamo come sono le gambe e in base a quello decidere e sfruttare anche il lavoro delle squadre organizzate, anche se sono due gran belle squadre. Però vediamo, attendere e vedere le occasioni, come si sviluppa un po' la tappa e provarci sempre, sicuramente. Sai che nel Giro storicamente molto si decide sul finale in salita, ma tu in salita che motore hai? In salita no, me la cavo, il problema è che l'ultima tappa le gambe sono quelle che sono, anche se soprattutto arrivarci, che ogni giorno io ci provo e quindi spreco molto, però anche gli altri sprecano, quindi speriamo che anche loro soffrino, anche se hanno la squadra, ma
e oggi mi hanno detto che alla fine l'ultimo giro inseguivano bene, quindi io ero contento, perché così vuol dire che anche domani sono stanchi anche loro e non solo io che me ne sono fuggito. Però dai, ci provo. Il cambio di rotta fa capolino anche nel medio giro femminile, dove l'orgoglio di Dana Wagner permette di superare in volata l'americana e leader indiscussa della corsa Payne Antigone. Un solo capovolgimento durante il confronto, ma decisivo nel Gran Giro maschile. Qui Umberto Parente sembra poter costruire una fuga, conquista addirittura 120 secondi di vantaggio dagli inseguitori, ma al termine del terzo giro viene ripreso in maniera prepotente. Il successo nel finale sarà così tutto per il belga Kenneth Mercken, che chiude i 4 giri, 109 km totali, col tempo di 2 ore 55 primi e 6 secondi, battendo questa volta sì, in una splendida volata a 3, Bruno Sanetti e Andrea Pezzarossa, quest'ultimo portacolori della Morotto. Ciò che non cambia è il trend del Gran Giro femminile. Qui Annalisa Prato, regina di sempre sulle lunghe distanze, chiude la terza tappa in 3 ore 5 primi e 43 secondi, confortata dagli oramai consueti 12 minuti di vantaggio su Mara Manfredi e sulla svizzera Katia Bernef. Della prova odierna restano però non solo gli inattesi risultati, ma anche le soddisfazioni dell'organizzazione. Brava e lungimirante nel saper coinvolgere l'handbike, ma anche nel voler regalare passaggi di festa ai corridori, acclamati per diverse volte sotto l'arco. La grande novità di questa edizione sono anche le handbike per una gara a tappe. Sì, quest'anno abbiamo voluto introdurre anche l'handbike con Tonino, era da diversi anni che ci provavo, ma con gli impegni che avevo non riuscivo ad organizzarmi e quindi non potevo esserci. Che tipo di idea ti sei fatta su questo Giro Sardegna? Cosa sapevi? Avevo partecipato anni addietro a una tappa e quindi mi sono fatto l'idea che era una gara abbastanza dura per l'handbike, ma comunque sia con dei giusti accorgimenti con Tonino riusciamo magari a fare il prossimo anno delle tappe apposite per noi e quindi di conseguenza spero che vengano tanti altri atleti a godersi di questa splendida gara e questo splendido paesaggio. Perché mancano a tuo parere le gare a tappa per le handbike? Mancano, le fanno nel circuito EHC, ma fanno la crono il giorno prima, la gara in linea il giorno dopo, quindi sono 2 gare secche di 2 giorni. Le gare a tappe mancano perché appunto tanti atleti non hanno la forza di poterle fare tutte, perché le categorie sono diverse, partono dall'H1 che sono i ragazzi tetraplegici che non riescono a fare grandi distanze e giorni uno dietro l'altro e quindi di conseguenza loro non riescono. Prevalentemente io la sto impostando nei primi anni con degli atleti che sono di livello alto, H4 di categoria, H5 e anche qualche H3 perché riescono gli H3 ad avere la meglio delle volte anche sull'H4. Questo è l'anno zero, di fatto non c'è una classifica, però si corre sempre per vincere. Diciamo che si corre per divertirci e in più anche si prova perché tra di noi c'è un po' di rivalità in gara, dai, e quindi di conseguenza facciamo anche quello che riusciamo a fare e la sfida tra di noi la facciamo comunque sia. Cosa c'è nel futuro di Akenza? Nel futuro di Akenza la mia speranza è che separino le categorie nel mio sport, che il mio sport è il triathlon, il paratriathlon, e quindi di conseguenza se dovessero separare le categorie allora ho un po' di possibilità per continuare e magari ambire a andare a Los Angeles nel 2026, no, 28. Il comitato organizzatore è però già al lavoro per la sfida di domani. Tra meno di 12 ore infatti l'esercito di 400 corridori salirà ancora una volta sulla bicicletta direzione Olbia. Per la quarta tappa saranno 69 km nel medio giro e 81 nel Gran Giro, con partenza dall'hotel Janesole e numerose saliti utili a chi vorrà tentare fughe da lontano. Le difficoltà altimetriche non saranno però esagerate e in tanti avranno la possibilità di rientrare più volte nel gruppo. Come dire, avanti spettacolo, le emozioni al Giro Sardegna sono appena cominciate.